Notte di violenza furiosa. La rissa squarcia il silenzio delle 2:30 del mattino in centro storico, a Schio. Nel vicolo tra Piazza Garibaldi e Via Castello, alcuni giovani iniziano una discussione animata, poi le parole diventano botte. Secondo le prime ricostruzioni, un ragazzo sarebbe stato colpito con un pugno in faccia e cadendo sarebbe rimasto gravemente ferito. La battaglia urbana tra i ragazzi sveglia il quartiere, qualcuno chiama le forze dell'ordine. Sul posto si precipitano i carabinieri e i medici con gli infermieri del SUEN 118 che soccorrono il giovane colpito con un pugno. Cadendo avrebbe sbattuto la testa. Un altro giovane invece avrebbe riportato lievi ferite. Il ragazzo più grave sarebbe stato portato per accertamenti al San Bortolo dove è ricoverato, l'altro invece all'ospedale di Sant'Orso. Gli investigatori dei carabinieri hanno eseguito i rilievi e raccolto le testimonianze e stanno indagando per ricostruire cosa effettivamente sia successo e chi siano i responsabili. A quanto pare protagonisti sarebbero ragazzi tra i 18 e i 20 anni e alcuni sarebbero già stati identificati. Il sindaco Cristina Marigo attende che le indagini facciano il loro corso per analizzare meglio l'episodio che comunque ha allarmato i residenti del centro storico di Schio. Queste sono situazioni veramente sgradevoli e che creano sicuramente allarme nella città. Mi viene però da pensare che è una situazione estemporanea che si è creata dopo la chiusura dei bar verso le 3 di notte, anche perché in questo periodo abbiamo cercato di implementare la presenza dei vigili del consorzio di polizia locale che in questo senso ci è venuta incontro e presidia proprio quella piazzetta tutti i venerdì e tutti i sabati sera fino alle 2 di notte. Sono situazioni che dobbiamo monitorare e aspettiamo che le indagini facciano il loro corso per capire chi sono stati, con che modalità si sono avvicinati alla nostra città e hanno creato questo scompiglio.